Buongiorno, ben ritrovati a Edicola Friuli. Il settimanale oggi in edicola è ricco di inchieste e di approfondimenti. La copertina fa il verso a una vecchia canzone di Domenico Modugno, Il vecchietto dove lo metto? Perché? Perché ci occupiamo del sistema dell'assistenza agli anziani, in particolare a quelli non autosufficienti, che nella nostra regione stanno diventando una realtà sempre più evidente man mano che la popolazione invecchia e man mano che la media degli anziani oltre i 65 anni sta crescendo. Abbiamo fatto un approfondimento per capire quali sono i costi, quali sono le difficoltà e quali sono soprattutto le prospettive del settore. Il titolo della prima parte dell'inchiesta è "Quanto costa diventare vecchi?". Perché? Perché diventare vecchi costa dal punto di vista umano, dal punto di vista delle malattie che si affrontano man mano che si invecchia, ma anche dal punto di vista economico, perché per la regione vedremo la voce di esborso per far fronte al sistema dell'assistenza dei non autosufficienti sta crescendo man mano. Nel 2017 la stima era di 140,1 milioni di euro. Abbiamo fatto un approfondimento per capire se effettivamente il sistema dedicato all'assistenza degli anziani regge e come è strutturato, e abbiamo a disposizione nella nostra regione ben 189 strutture, delle quali 135 sono autorizzate per prendersi cura di persone non autosufficienti. Poi in realtà la regione sta cambiando le carte in tavola, nel senso che dopo la riforma del 2015 sono stati fissati standard qualitativi più elevati, tutte le strutture hanno dovuto riaccreditarsi per ottenere l'autorizzazione e quindi diciamo che siamo a un buon livello rispetto al resto della nazione dal punto di vista proprio del sistema dell'accoglienza e della cura delle persone anziane. La seconda parte dell'inchiesta parla proprio degli standard più elevati e prevede anche un'intervista a un esponente del settore privato che si occupa di assistenza agli anziani, Massimo Blasoni, che è a capo di uno dei 3 gruppi più importanti a livello nazionale, che offre una lettura della situazione e anzi chiede di affidare proprio il settore dell'assistenza al privato, perché è più efficiente, perché è più capace di rispondere rapidamente e in maniera economica. Un'altra pagina che vi segnalo è anche l'approfondimento sulla politica a firma di Uberlondero. Cecotti, ecco il mio programma per salvare la regione. Quindi Cecotti diventa davvero il terzo incomodo nella sfida tra centrosinistra e centrodestra. Ci sono poi anche Movimento 5 Stelle ovviamente, ma in questo momento tutta l'attenzione è concentrata su queste 3 forze politiche. E infine vi segnalo anche l'approfondimento, l'inchiesta fatta da Maria Ludovica Scinco sui minori non accompagnati stranieri che giungono nella nostra regione, dei quali dobbiamo per legge ovviamente prenderci cura. La cura dei minori non accompagnati costa molto perché richiede strutture specializzate e una serie di attenzioni non riservate invece ai normali richiedenti asilo, ed ecco qua qualche dato. Nella nostra regione lo scorso anno ha accolto ben 469 minori stranieri non accompagnati, e i comuni che li hanno ospitati hanno avuto quasi 4 milioni di contributi, che salgono a 4 milioni 406 mila quest'anno. Data un'occhiata al giornale, non ci resta che darci appuntamento all'edicola Comelli a Pagnacco, dove incontreremo la titolare e anche qualche lettore per capire quali sono le opinioni e le aspettative dei friulani. Ed eccoci arrivati all'edicola gestita da Sira Comelli a Pagnacco. Tra l'altro è una delle sicuramente un'edicola storica, sono oltre 30 anni che opera questa edicola, anche se lei l'ha rilevata 10 anni or sono. Certo, sì, questa diciamo che è l'edicola proprio storica di Pagnacco ed è qui da tantissimi anni. Io l'ho rilevata nel 2008 e sono ancora qui, insomma adesso sono 10 anni che ci lavoro e l'ho portata avanti, insomma ho cercato di farla crescere e ho cercato di adeguare il negozio ai tempi di adesso, insomma ai tempi moderni. Certo, perché non solo di edicola si tratta, ma in realtà è una cartoleria, quindi offre una tipologia merceologica molto ampia. Sì, allora io ho puntato molto sulla cartoleria, anche perché c'è l'istituto comprensivo, quindi ci sono le scuole medie, ci sono le scuole elementari faccio anche la prenotazione dei libri di testo e quindi insomma cerco di dare un servizio al paese. Diciamo che è una cosa che penso che sia importante anche per la comunità.
Certo, come si è evoluto nel corso degli anni il modo di acquistare i giornali dei cittadini di Pagnacco? Allora, diciamo che il settore giornali, il target, diciamo, delle persone che acquistano il quotidiano è diciamo un'età abbastanza fra i 50 e 70 anni, perché purtroppo i giovani sì, i giornali, i quotidiani li leggono su internet. Anche, devo dire, anche le persone comunque sui 50 anni vanno su internet, eccetera. Diciamo che comunque rimangono sull'onda, rimangono i settimanali che vengono comprati dalle signore, chi vuole passare la mezz'oretta così. E poi ci sono le persone che puntano sulle riviste un po' di culturali, esatto, più specifiche, tipo i viaggi, tipo poi la cucina, che è quella che diciamo che va di più, e storici anche, certo. La cartoliera Comelli è un'azienda sostanzialmente a conduzione familiare e lo riprova il fatto che oggi, assieme alla signora Sira, abbiamo trovato anche le sue 2 figlie che le danno una mano quando serve, insomma nei momenti di maggiore afflusso delle persone, e seguono un po' da vicino anche l'attività della mamma. Di cosa vi occupate nel negozio? Principalmente per la vendita di giornali e per le fotocopie, eccetera. Poi sì, se serve una mano in più da dare in qualsiasi altra cosa siamo sempre... E lei studia, tra l'altro? Sì, io vado all'università al 3° anno, quindi qualche volta vengo qua quando ho tempo, quando posso. Poi per il resto se ne occupa mia sorella. E lei invece ha terminato gli studi, dà una mano alla mamma, ma cerca lavoro. Io adesso sono in cerca di lavoro e spero di trovarlo, insomma, il prima possibile. Ha valutato l'ipotesi di fare la figlia d'arte, cioè di mettere su anche lei un'attività commerciale? Sì, ho avuto questo pensiero, infatti sto cercando di vedere anche se riesco a rilevare un'attività. Bocca al lupo! Crepi lupo! Siamo qui a Pagnacco, c'è il signor Dino Forconi che è un residente storico di Pagnacco, che tra l'altro, lo ricorda, è anche il presidente del Centro Italia-Giappone. Senta, il settimanale questa settimana affronta la tematica dell'assistenza agli anziani, in particolare di quelli non autosufficienti. Stiamo invecchiando rapidamente, la popolazione è sempre più anziana, sempre più bisognosa di assistenza. Lei che idea si è fatta del problema? L'idea è che bisogna forse incrementare ancora il problema, perché siamo un po' lontani da poter garantire agli anziani un'assistenza estremamente corretta, estremamente giusta. È chiaro, tutto è basato in Friuli su un volontariato che ha funzionato sempre e quindi è una gran bella cosa, però le istituzioni dovrebbero intervenire più massicciamente sul problema, credo, anche se io fortunatamente per adesso non ne ho bisogno e sono un po' come un grillo. Sì, c'è un problema. Per forza che c'è un problema, nessuno ci pensa. Se non c'è l'iniziativa privata e la volontà del singolo di aiutare quell'altro, siamo veramente finiti. Adeguato un po', perché man mano che l'età aumenta crescono i problemi. Sì, ancora vivo da solo, sono separato, è brutto adesso. Una volta stava tanto bene, adesso no. Allora l'assistenza, se uno ha soldi, è buona, perché io ho mia madre che ha 97 anni ed è in una struttura privata e chiaramente se uno ha soldi sta bene. Poi per ciò che riguarda invece l'assistenza che il comune dà, so che porta da mangiare a casa ad alcune persone bisognose, so che segue, adesso che si possa far meglio sicuramente, però mi sembra che a Pagnacco ci si dia da fare per gli anziani. C'è una consulta degli anziani, c'è l'attività che fanno la domenica, giocano la tombola, mi sembra, tombola, no? So che hanno dei pranzi per loro, diciamo che il comune li segue. Io rispetto ad altre notizie di altri comuni, qua a Pagnacco siamo, direi, abbastanza bene. Certo che si può fare sempre di più, questo è fuori discussione. Stiamo intervistando uno dei volti noti, famosi del cabarettismo friulano, Sdrindolo in arte. Più formoso che famoso, perché parlavo adesso 38 anni, ieri, di onorata carriera. Sì, la sua idea sull'assistenza agli anziani qual è? Beh, secondo me dobbiamo
tenerli a casa. Questo è il mio pensiero. D'altronde adesso già molti anziani tengono i bambini perché i due coniugi devono lavorare per vivere, tutti e due devono lavorare. Viva i nonni, senza i nonni non si può. E finché si può, tigniu a chiase, perché è come si dice, una ricchezza e una risorsa per dare il buon esempio ai nostri giovani. Non ci resta allora che salutarvi qui nella cartoleria gestita da Sira Comelli e vi diamo appuntamento la prossima settimana e cogliamo anche l'occasione per far fare a lei un saluto agli ascoltatori e ai lettori del Friuli. Beh, io vi ringrazio per la vostra visita e per avermi dato l'opportunità, insomma, di così un po' spiegare la mia attività. Vi ringrazio. Grazie a tutti, buona giornata.